Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati, un'altra puntata di 7 in punto, una puntata che ha una prima parte dedicata a un tema interessante, affascinante, quello legato alla diversità, diversamente abili, che non è un termine che ci piace. Noi oggi parliamo di discipline sportive nelle quali si cimentano persone che non hanno avuto la fortuna di chi, per esempio, può muoversi con le proprie gambe o di chi, insomma, ha quelle facoltà che queste persone non hanno. Lo facciamo questa mattina cominciando con una persona che è un'esperta del settore, perché è presidente di un'associazione che si chiama Cocoloco di Padova ed è Giannalisa Gottardo. Buongiorno a lei, grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno. Giannalisa Grazie Gottardo. dell'invito. No, grazie a voi per essere qui con noi. Presidente della Cocoloco di Padova. Vogliamo anzitutto partire proprio dall'ABC. Di che cosa si occupa la Cocoloco? La Cocoloco di Padova si occupa di una disciplina sportiva molto particolare, abbastanza conosciuta ormai, ma non ancora abbastanza nell'ambito della disabilità, il wheelchair hockey, quindi l'hockey in carrozzina elettrica. È adatto soprattutto e nasce soprattutto per disabili con patologie neuromuscolari, sì. E quindi viene svolto con l'utilizzo di una carrozzina elettrica per la quale basta poter muovere il joystick e far muovere il motore della carrozzina in qualche modo, e questo permette a persone con disabilità veramente gravi e con alta percentuale di invalidità di poter praticare uno sport. Noi parliamo di una disciplina nella quale oltretutto Padova eccelle, no? Padova eccelle con una squadra, la Cocoloco Padova, la prima nata in Veneto, poi seguita da Venezia, da altre, però nata nel 92 per volontà, lei come altre squadre in Italia, per volontà delle sezioni WILDM, quindi per le sezioni della lotta alla distrofia muscolare, e proprio per dare ai ragazzi che erano in riabilitazione con questa patologia, sì, di poter effettuare uno sport. Altri sport purtroppo prevedono l'uso di arti superiori, prevedono l'uso di parecchia forza muscolare, e invece questo è praticato appunto da persone con distrofia muscolare, delle volte molto invalidante e comunque magari anche progressiva. Anche altre patologie possono partecipare, quindi tetraparesi spastiche, spine bifide e altre patologie di questo genere sono ammesse. Sì, certo, lei ci sta parlando di patologie di fronte alle quali, come dire, si resta perplessi, perché si dice: come fanno queste persone ad avere una vita? E invece il bello è proprio questo che vediamo. E invece hanno una vita, vogliono avere una vita, la vogliono avere anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista sportivo, sono persone come le altre, sì, esattamente sì, come le altre, guardi che sta dicendo una cosa sacrosanta. Più forti delle altre. Sì, ci credo, perché vengono da un'esperienza che crediamo, come dire, anche da un punto di vista della volontà li abbia temprati in una maniera Dal punto di vista assoluta. Della volontà, qualcuno si è trovato con la distrofia già dai primi momenti della vita. Altri erano ragazzi che comunque praticavano sport come il calcio, sport normali dei ragazzi, sì, di 14-19 anni, così si sono trovati un po' alla volta a dover fare i conti invece con una malattia che stava insorgendo, e quindi a trovare un'altra realtà nella quale potersi impegnare. La Cocoloco Padova nasce nel 92, un po' alla volta, aumentando il numero degli atleti e migliorando, ovviamente, parliamo proprio di albori, sì, di questo sport, con campi, bordi di campo fatti di legno, fatti in casa dai nonni e cose così. Ovviamente negli anni 2000 le cose sono un po' cambiate, anche le attrezzature stesse sono un po' cambiate, le carrozzine, i mezzi per poterla praticare, appunto anche l'allestimento del campo, eccetera. E ultimamente la Cocoloco ha avuto veramente dei grossi risultati. Nel 2010-2011 ha vinto la Coppa Italia, è arrivata seconda ai campionati nazionali, l'anno scorso la prima vittoria al campionato nazionale. Meritatissima e quest'anno la conferma, quindi 2 volte campione d'Italia. No, veramente i complimenti, ma soprattutto complimenti alla capacità che ha una disciplina sportiva non solo di riportare questi ragazzi ad una condizione che
adesso usiamo un brutto verbo, li equipara agli altri ragazzi, ma anche li inserisci in un contesto di squadra, per cui anche dal punto di vista della disciplina mentale, no? Rientra proprio anche in un modo di vedere le cose e di essere molto bello. Sono atleti da tutto il punto, cioè da ogni punto di vista, Certo, da ogni punto perché di vista. comunque si allenano, perché comunque c'è uno studio delle partite, c'è uno studio delle strategie, delle tattiche di gioco, Preparazione, l'allenamento viene svolto per tappe, per fasi, e poi magari c'è anche la giornata in cui si va ad allenamento. Anche su questi ultimi allenamenti vicini alle vacanze sono magari un po' meno sentiti, no? Però sicuramente la preparazione c'è, ecco, anche dal punto di vista fisico, anche se non parliamo dal punto di vista fisico, perché non c'è una preparazione atletica del fisico, ma dal punto di vista mentale sicuramente. Ma lei dice poco, insomma. No. Le partite si preparano anche con la testa, insomma. Sì. Per cui Coco Loco, diciamo, è anche la cosa molto bella, molto positiva di queste situazioni, è che, adesso non vorremmo dire una stupidata, ma 20-30 anni fa tutte queste realtà, questi ragazzi sarebbero stati, non dico emarginati, ma perlomeno confinati in realtà di rieducazione, in realtà riabilitative, che poi rimanevano chiuse in loro stesse. Adesso c'è una possibilità per questi ragazzi veramente di aprirsi al mondo esterno con una autenticità e completezza, crediamo, veramente invidiabili. E speriamo che questa cosa continui ad avere sempre più, più persone che vogliono avvicinarla, ma questo sport come gli altri, perché quello che è la riabilitazione in sé svolta dentro alle mura di un centro riabilitativo deve comunque esserci, perché comunque anche i nostri ragazzi fanno la riabilitazione, ma e se fosse solo quella rimarrebbe fine a se stessa. Ecco, per esperienza personale in casa, a un certo punto anche mio figlio mi ha detto basta fare terapie, io voglio fare uno sport, no? E quindi ha proprio chiesto uno sport. Mio figlio è un atleta paresi spastica, altri sport ai quali ci eravamo avvicinati non sono andati bene, perché comunque serviva una buona manualità degli arti superiori, una buona manualità del braccio, e invece in questo è proprio stato amore a prima vista, perché quando ha capito che bastava muovere la carrozzina e poter giocare col suo T-stick e con la sua carrozzina, è stata l'esaltazione, e lui è parte della squadra, e questo vale anche per gli altri. Cioè il fatto di essere in una squadra, di doversi trovare, di dover fare un allenamento, di dover c'è l'appuntamento domenica, diventa delle volte anche una gita, delle volte anche una gita forzata, costosa, però sono cose molto importanti. Infatti a un certo punto mio figlio ha detto anch'io faccio uno sport come i miei compagni di classe. Ecco, questo è bellissimo. Insomma, le cose le sta dicendo lei, le sta rappresentando lei, si parla ovviamente di una situazione delicata, una situazione che non coinvolge il singolo individuo, ma coinvolge tutto l'ambito familiare, tutto il nucleo che lo circonda, e che nel contempo serve anche, come dire, a sostenerlo nella sua esperienza. Tutti i nostri volontari, tutte le persone che girano intorno alla squadra sono persone comunque familiari o amici, insomma, dei nostri ragazzi. Abbiamo anche dei volontari che sono veramente dei volontari con la V maiuscola, i nostri autisti per esempio, che sono persone che non hanno un parente nella squadra e si prodigano, portano i ragazzi, parlo sempre di titolo gratuito, ecco, quindi portano i ragazzi all'allenamento, li vanno a prendere, li vanno a portare, li accompagnano, li caricano, li scaricano, e lo stesso per le trasferte, per le partite. Senta, quando le è venuta l'idea di creare una realtà come la Coco Loco? Allora, la realtà come la Coco Loco io l'ho trovata già fatta. Già fatta? Sì, già fatta. Sono presidente solo da marzo, perché il direttivo precedente era in carica da 6 anni e ha chiesto tregua, perché comunque è anche un lavoro fare il presidente, perché in particolare per una squadra che è a un certo livello anche nel panorama nazionale, per cui organizzazione, i tornei, inviti al di là di quello che è il campionato, poi c'è la Coppa Italia, quindi partite da organizzare, trasferte da organizzare. Il presidente che c'era fino a marzo
anche lui il papà di un atleta, sì, uno degli atleti di punta, Pierpaolo Schiaroli, ha portato la squadra al successo l'anno scorso e me l'ha consegnata in corsa verso il successo già quest'anno. Per cui, Beh, insomma, questa è anche l'occasione che lei ci offre per augurarle in bocca al lupo più grande che possiamo, anche per la sua attività e per tutti i ragazzi che seguono queste discipline. Per cui Coco Loco sarà un'esperienza che lei porterà avanti, crediamo, con entusiasmo. Il nostro obiettivo sarebbe quello di aumentare il numero di giocatori, sì, in particolare tirar fuori, come dice lei, dai centri di riabilitazione o dalle scuole, ragazzi giovani. Perché allora la squadra è formata da un gruppo eterogeneo, sì, maschi e femmine dai 10 anni ai 50, sì, ecco, tutte le squadre del wheelchair hockey sono così, perché appunto è abbastanza difficile trovare la tipologia di atleta, la disponibilità della famiglia e tutto quello che segue, però noi confidiamo di trovare questi ragazzi che vogliono venire, che le famiglie credano che si può fare. A volte le famiglie hanno paura perché magari a vedere una partita uno può pensare, mio Dio, si fanno male, ma sì, non è così, perché comunque è un fallo. Quando una carrozzina va addosso a un'altra, sì, è considerato fallo, viene fermato il gioco, fermato il gioco, per cui non stiamo facendo gli autoscontri, sì, anzi, e un po' alla volta si impara. C'è un campionato di A1 e un campionato di A2. Nel campionato di A2 ci sono squadre magari più giovani, sì, ed è più inesperte, ed è quello che volevamo riuscire a fare. Mantenere una squadra in A1, che è la Coco Loco attuale, e riuscire però ad avere un numero di atleti tale da poter anche partecipare al campionato di A2 con una squadra di possibilmente giovani, ecco, o comunque di persone. Sì, è un programma molto articolato anche il vostro. Insomma. Sì, è anche ambizioso, perché per fare questo ci sarebbe bisogno tanto di sponsor e tanto di risorse economiche che non abbiamo. Per ora ci hanno promesso soldini un po' qui e lì, ma ancora non li abbiamo, però in realtà ci mancherebbe uno sponsor, a dire la verità, ecco, o più sponsor piccoli, per cui se qualcuno vuol farsi avanti. Pari, noi nel nostro piccolo cerchiamo magari da questi schermi, insomma, come si diceva un tempo, di poter dare una mano alla Coco Loco di Padova. Se volete avere informazioni ulteriori vi potete rivolgere anche al sito, no? Il sito o comunque il Facebook di, sì, Coco Loco, è più aggiornato. Due parole staccate o una parola unica? Coco Loco staccato. Staccato, Coco Loco, allora. Il nostro simbolo è il pappagallo pazzo, il pappagallo con la mazza da hockey, e quindi ecco. Bene, chi ha orecchie per intendere intenda. Grazie a Giannalisa Gottardo, presidente della Coco Loco di Padova, e lo ribadiamo, in bocca al lupo per tutte le vostre attività. Grazie mille. Grazie alla nostra prima ospite di questa mattina. Rimanete con noi, rimaniamo nell'ambito con altre testimonianze autorevoli di persone che fanno parte di questo meraviglioso mondo. Il tempo di alcuni suggerimenti commerciali e ci rivediamo qui in questa serie. A tra poco. Seconda parte di 7 in punto, abbiamo un tema comune che è quello appunto del diversamente abile che si cimenta con lo sport, anche se lo ribadiamo, diversamente abile non è un termine che ci piace. Noi parliamo sempre di persone che non hanno le capacità motorie, fisiche che ha la maggior parte di noi, ma che comunque riesce a fornire un esempio davvero mirabile di come la volontà e la determinazione possano portare a risultati importanti. Per questo ci siamo permessi di intitolare proprio questa nostra puntata Atleti con la A maiuscola. Dopo la nostra prima ospite Giannalisa Gottardo, che ci ha parlato della realtà del Coco Loco, adesso abbiamo con noi, gradito ospite, Francesco Bortolami, presidente dell'Associazione Dilettantistica Compagnia Arcieri Padovani. Buona mattinata a lei. Buongiorno. Grazie di essere con noi, Francesco Bortolami. Anzitutto parliamo della vostra realtà, che originariamente come termine è Compagnia Arcieri Padovani, no? Sì, in effetti 40 anni fa era un modo per identificare quelle che erano le società sportive che si dedicavano al tiro con l'arco. Quasi tutte le società italiane avevano questa definizione Compagnia Arcieri di Treviso piuttosto che Compagnia Arcieri Franchi, e noi, i nostri pionieri, hanno pensato di titolarla alla Compagnia Arcieri Padovani.
il nostro poi logo che riportiamo nei nostri manifesti, è il gatta melata, è un po' usato in tante occasioni, però mai come allora evidentemente hanno pensato bene di identificare un condottiero con un'attività specifica che era quella del tiro con l'arco. Certo, sì, un'attività che richiama anche proprio ad antiche... Credo abbiano pensato che a questo. Sì, pensiamo proprio di sì. Senta, Compagnia Arcieri Padovani, voi siete una realtà storica, consolidata, importante, che adesso sarà protagonista di un evento molto importante che si terrà l'11 e il 12 luglio prossimo. Parliamo del campionato italiano para arcieri e primo international visually impaired. Ci può descrivere di che cosa si tratta? Sì, ben volentieri. È una manifestazione, innanzitutto è la 28ª edizione del campionato italiano para arcieri, quindi non è che le cose nascano ieri, quindi sono 28 anni che questa attività con gli atleti con disabilità viene fatta. Noi abbiamo accettato di buon grado questo impegno, questo incarico, perché incontrandoci con Oscar De Pellegrini, medaglia d'oro a Londra appunto alle Paralimpiadi, abbiamo così discusso un pochino, avevo il piacere di avere lì la nazionale italiana di pararceri per fare qualche allenamento e lui da persona saggia, diremo, e promotrice di tante cose, ha pensato bene, anziché venire a fare gli allenamenti, di assegnarci questo campionato e questo evento. È un impegno nuovo, perché non è che ci spaventano i numeri, perché saranno circa un centinaio di atleti e diciamo l'abitudine alle manifestazioni l'abbiamo già, però ci sono esigenze diverse, ci sono necessità che nella normalità non dobbiamo affrontare, però ci piacciono un po' le sfide, non è che dobbiamo dimostrare chissà chi a qualcuno per queste cose, però vogliamo far bella figura alla nostra società, alla Padova sportiva, che merita tutte le attenzioni che noi possiamo rivolgere a lei, perché Padova è la nostra città e noi vogliamo che questo si esalti anche nello sport. Sì, è una grande tradizione, anche perché nel campo proprio di questa specifica disciplina è uscito fior di campioni proprio da una fucina come Padova, no? Sì, questo sì, è vero, perché Padova diremo, e anche la nostra società ha l'onore di aver avuto, adesso è in altra società, ma per esempio la prima medaglia olimpica individuale era di un nostro atleta, Marco Gagliazzo, secondo il punto di vista personale un fuoriclasse, che ha saputo sfruttare il momento di buona sorte che ha anche avuto, oltre alle sue capacità indubbie. E poi altri titoli, la nostra società diciamo, ha un palmarès con più di 30 titoli italiani a livello seniores, giovanili, abbiamo qualche titolo mondiale, dei titoli europei, insomma cerchiamo di difenderci, cerchiamo di lavorare, perché si dice sempre che dobbiamo togliere i giovani dalla strada, noi cerchiamo di fare anche quello, e poi magari via via con la passione che ci mettono sicuramente i nostri atleti, giovani o meno giovani, i nostri istruttori, per quello che possiamo dare, e magari qualche risultato viene, insomma. Per inciso, ecco, volevo dire che giusto ieri a Rimini il Veneto, nel quale fanno parte alcuni anche atleti della nostra società, ha vinto per il secondo anno consecutivo il trofeo Pinocchio, legato appunto al settore giovani, dai 10 anni ai 13, 12 adesso, comunque fino alla seconda media. È stato un bel risultato, è un piacere pensare che ci siano, ecco, delle forze nuove che spingono per trovare spazi, e sicuramente li troveranno. Noi ricordiamo appunto l'appuntamento di cui stiamo parlando, l'11 e 12 luglio, sarà al vostro centro sportivo comunale? Sarà disputato presso il campo di tiro del centro sportivo Brentella, titolato, come lei sa, a Filippo Raciti, sì, in cui la nostra società gestisce il campo di tiro con l'arco. È un campo di tiro, a detta, io non voglio farmi i complimenti, ma a detta di molti che è molto bello, ben posizionato. Abbiamo lavorato per creare delle strutture tali da poter dare dei servizi il più possibile utili e necessari appunto a questi signori che verranno, e cercheremo, come ho detto prima, di fare bella figura.
Senta, una curiosità le chiediamo, perché nell'ambito di questa manifestazione è compresa la gara internazionale riservata agli arcieri non vedenti. Cioè, questa è una cosa sì, potrebbe sembrare strano. In effetti loro si agevolano con l'uso di un mirino fisso, sostanzialmente tattile, dove una volta posizionati con delle dime sulla linea di tiro, hanno chiaramente un assistente che gli pone in condizioni di avere, una volta proiettato l'arco verso il bersaglio, di avere la parte del dorso della mano a contatto con un nottolino che per loro significa l'alzo. Quindi una volta che loro si sono posizionati e hanno toccato con la parte appunto esterna della mano questo nottolino, sanno che l'alzo per loro è quella posizione. Poi una volta fatti i tiri di prova l'assistente dirà dobbiamo abbassare, dobbiamo alzare un po' il mirino, dobbiamo spostare a destra e a sinistra, ma effettivamente la sua è una curiosità che è stata anche la mia quando a suo tempo ho sentito parlare di arcieri non vedenti, ho detto ma stiamo scherzando? Invece no, e sono anche bravi, abbiamo proprio qui un padovano, o comunque della provincia di Padova, campione europeo e ha ottenuto degli ottimi risultati. Caspita, sì, è definito il più antico degli sport moderni, crediamo che veramente, cioè, in sé questa definizione dica tutto, perché sì. Pensare all'uso dell'arco, cioè l'uomo delle caverne, lo aveva come strumento per cacciare, no? Se un tempo aveva questo significato, sì, non c'è dubbio che quando andavano alla ricerca di qualcosa da mangiare, l'arco era un ottimo strumento per cercare di mettere assieme la cena con il pranzo, insomma, ecco, però noi l'abbiamo trovato evoluto perché come si può dire, insomma, ci sono 3 versioni diverse, o anche 4 forse, di archi. E quello di cui noi stiamo parlando in maniera particolare è l'arco olimpico, che conosciamo per averlo visto in più di un'occasione utilizzato dai nostri atleti nelle varie manifestazioni internazionali. Poi c'è l'arco compound, che ha una provenienza americana, che loro, sportivi come sono, l'avevano predisposto per la caccia. Prima di questi c'era l'arco nudo, come si può definire, un arco senza nessun ausilio di mira, se non quella della capacità istintiva dell'atleta, dell'arciere, di poter mirare il meglio possibile, e quello che viene definito per antonomasia è il longbow, che era l'arco dei famosi arcieri inglesi che avevano delle potenze notevoli e molto, molto efficaci. Quante cose che si imparano attraverso anche queste esperienze e anche la conoscenza di sport che, come vedete, hanno una popolazione, se così possiamo definirla, molto importante, tanti praticanti, e che insomma un po' anche dobbiamo come dire, batterci il petto dal punto di vista dell'informazione, spesso non tenuti abbastanza in considerazione anche dei mezzi di informazione, no? Ma noi non facciamo la guerra a nessuno. Però sì, effettivamente qualche volta possiamo dire ci rammarichiamo se qualche notizia non compare in quelle che riteniamo dovrebbero essere almeno le notizie di tutti gli sport. Sì. Però non ce ne facciamo cruccio più di tanto, perché a noi interessa lavorare con l'intenzione e la passione che ci mettiamo per arrivare in modo particolare a far crescere i giovani, a dare l'opportunità a tutti i livelli. Lì noi in società abbiamo persone che vanno dai 9 anni ai 70 anni e che è molto bello alle volte vedere quelli più giovani che suggeriscono qualcosa a quelli più anziani, ma allo stesso tempo qualcuno che gli dà qualche suggerimento. Sono quel cameratismo che nasce proprio perché lo sport è questo, lo sport crea delle condizioni di trasmissione dei sentimenti, dei modi di pensare. È la cosa più semplice di questo mondo, insomma. Mettiamo insieme i grandi e i piccoli con la facilità che magari, se lo vuoi fare in qualche altra istituzione, non ci riesci. Infatti, su queste belle parole che condividiamo in pieno di Francesco Bortolami, presidente dell'Associazione Dilettantistica Compagnia Arcieri Padovani, chiudiamo anche questa seconda parte del nostro Set in Punto, dedicato appunto a queste discipline molto interessanti. Grazie a Francesco Bortolami, buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo. 11-12 luglio, 28° campionato italiano para arcieri. Grazie a voi. Grazie al nostro ospite, rimanete con noi, tra poco altre importanti testimonianze.
Terzo momento di 7 in punto, adesso è venuta l'ora di parlare con una persona che ha a che fare direttamente con ragazzi e ragazze che praticano lo sport, in particolare il nuoto. Per questo diamo il benvenuto a Federica Fornasiero, che è allenatrice di nuoto paralimpico. Buona mattinata e grazie di essere con noi. Grazie, buona mattinata. Federica Fornasiero è una allenatrice o un allenatore, a seconda di quanto maschilisti vogliamo essere. Lei cosa preferisce, allenatore o allenatrice? Allenatrice va bene. Allenatrice, benissimo. Quando è che, ci scusi la banalità della domanda, si è sognata di diventare allenatrice di nuoto? Non è stato un sogno, è stata un'imposizione, perché facevo nuoto agonistico, ero un atleta. Probabilmente i miei risultati non erano così entusiasmanti per il mio allenatore di allora e mi è stato proposto, senza neanche tanti discorsi, perché non ti metti a insegnare? Allora, quando avevo 16 anni, ho iniziato contemporaneamente alla mia attività da atleta, ho iniziato anche i primi corsi da istruttore che poi mi hanno portato in seguito a diventare allenatore. Le soddisfazioni che lei sta provando o ha provato nel allenare questa specifica, ci scusi il termine, questo tipologia, sempre un termine che non ci piace. Il nuoto paralimpico. Questa tipologia di atleti, quali sono stati o quali sono? Allora, più che soddisfazione è un grosso impegno, è anche una sfida, se la devo descrivere dal punto di vista di un allenatore è una grossa sfida perché richiede una profonda conoscenza della pratica e della tecnica del nuoto, per cui quando ho iniziato effettivamente mi sono formata con gli atleti che avevo in acqua e poi con il tempo, con la possibilità di confronto con altri allenatori, con il fatto che il nuoto per disabili, il nuoto paralimpico è il nuoto per la disabilità, il nuoto paralimpico è cresciuto e quindi c'è aumentata la possibilità di confronto con altre squadre, con altri allenatori che avevano atleti molto simili, mi ha dato la possibilità di crescere ulteriormente e di specializzarmi perché questo tipo di impegno è molto molto specialistico. Però noi parlavamo di soddisfazione, immaginiamo che anche da parte sua ci sia una gratificazione nel vedere anche i risultati raggiunti da questi atleti, no? Sì, i risultati sono sorprendenti. Parlo sia di risultati che possono essere definiti regionali, locali, ma anche risultati personali, oltre che agonistici. Dal punto di vista tecnico e agonistico, fortunatamente nell'ambito in cui mi sono mossa io, che è quella della squadra della Spea Padova, e poi successivamente con la nazionale, non posso dire che mi sia mancato nulla perché dalle gare regionali siamo arrivati fino a livello paralimpico, quindi siamo riusciti ad arrivare fino a Londra. Però poi aggiungo anche l'aspetto personale perché crescere con i ragazzi, crescere con tutte quelle che sono le loro questioni personali dà dei pensieri importanti. Mamma mia. Senta, ci faccia capire adesso, praticamente da perfetti sconosciuti per quanto riguarda la disciplina, diciamo non conoscitori più che sconosciuti, una persona disabile, cioè viene messa in acqua, magari non ha l'uso delle gambe, cos'è, si tiene a galla solo sbracciando, servendosi della forza delle braccia? Sì, allora il nuoto viene sempre visto come uno sport dove è essenziale poter usare sia le braccia che le gambe. E quando poi arriva una persona che non ha o l'uso delle braccia o l'uso delle gambe, effettivamente si rimane sorpresi su quello che poi è il risultato che può esserci in acqua. E in realtà la spinta di galleggiamento che offre l'acqua e poi alcune piccole strategie che conosce l'istruttore quando ha l'allievo davanti permettono a chiunque, anche a chi non usa le gambe, di nuotare. Effettivamente poi c'è la possibilità di spostare appena il baricentro, di tenere la testa un po' più immersa, per cui la linea di galleggiamento è più favorevole. Lo spostarsi solo con le braccia è possibile anche per chi non usa le gambe. Senta, poi soprattutto un elemento come la paura dell'acqua. Allora, la paura dell'acqua c'è, soprattutto in molte persone che magari o l'hanno vissuta male da piccoli o perché anche per questioni familiari hanno un brutto rapporto con l'acqua. C'è da dire che adesso le nuove generazioni conoscono l'acqua e la piscina già da piccoli, per cui la paura è una emozione che si trova già meno frequentemente. E quando c'è la disabilità si vive in maniera diversa.
perché ad esempio per chi usa una protesi o la carrozzina, l'acqua è un momento di libertà, perché ci si stacca dalla sedia, ci si toglie le protesi. In acqua non si usano protesi per chi magari non ha l'uso di un braccio, oppure chiaramente non si usa la carrozzina. Al limite nei primi momenti, nelle prime lezioni c'è il supporto da parte dell'istruttore, però poi la persona è autonoma e acquista anche un'autonomia che magari nella terraferma non sempre c'è. No, è incredibile, perché è il caso di dire, con un'espressione se vuole non molto felice, che la disabilità viene messa a nudo nell'acqua e per cui diciamo è lasciata a se stessa, ma nel contempo anche è lasciata che si esprima anche in tutta la sua essenza, o diciamo una stupidaggine. Aggiungo un'altra cosa, perché quando si parla di nuoto paralimpico si parla di persone che hanno una disabilità. Le disabilità sono di vario tipo, allora c'è una disabilità fisica che può essere alle gambe, può essere alle braccia. Ci sono disabilità intellettivo-relazionali, quindi ci sono persone con sindrome di Down, piuttosto che ragazzi autistici che hanno dei risultati strepitosi in piscina, e ci sono anche persone che hanno una disabilità visiva. Chi non vede o che vede molto poco, magari ha una ipovisione molto grave, di solito vive la quotidianità con un accompagnatore che lo porta dappertutto, o spesso un cane guida o comunque una persona che lo accompagna per poter svolgere le attività quotidiane. In piscina è da solo. In piscina la persona è da sola e ha un'autonomia che è molto accentuata, proprio perché lo spazio della piscina impedisce all'istruttore di seguire l'atleta in tutte le sue cose, per cui la persona è da sola, si gestisce da sola. Però... questo non è tipico solo del nuoto, è tipico di tutti gli sport. Infatti nell'ambito paralimpico, nell'ambito delle disabilità, si vedono dei risultati anche in termini di autonomia e di crescita personale eccezionali. Sa, c'è un grande campione come Michael Phelps, il quale in un'intervista ha rivelato proprio che lui, come si sente sicuro in una piscina, che è come un abbraccio materno, da una sponda all'altra della vasca lui si sente protetto. Forse anche queste persone si sentono protette, ma nel contempo libere di potersi esprimere in quello che non potevano fare. Beh, se poi lo sport dà queste emozioni, che sono emozioni importantissime, è ancora più bello, ed è anche uno dei messaggi che lanciamo io come allenatore, ma poi lo stesso messaggio arriva anche dagli stessi atleti che già praticano lo sport, anche dai rappresentanti dello sport paralimpico qui in Veneto, ma anche in tutta Italia, quello di spronare altre persone e famiglie che conoscono la disabilità, che hanno una disabilità, a praticare lo sport, perché dà una libertà e dà una crescita eccezionale. Beh, noi con questo messaggio chiudiamo questa nostra parentesi dedicata alle specialità che riguardano le persone con problemi deambulatori fisici, ma avete sentito anche di carattere mentale, sindrome di Down, autismo. Noi ringraziamo Federica Fornasiero, le auguriamo buon lavoro per tutto quello che avrà da fare e soprattutto di avere tante soddisfazioni con i suoi e le sue atlete. E soddisfazioni le auguro soprattutto anche agli atleti. Grazie a Federica Fornasiero, a voi che ci avete seguito, ci fermiamo qualche istante per lasciare spazio ad altri colleghi, il tempo di alcuni suggerimenti commerciali. A tra poco.